A mezzanotte potrebbe trovarsi a bordo di una zucca, ma Flavio Tosi non si sente certo una cenerentola della politica. Manca pochissimo all'ora X fissata da Matteo Salvini, segretario federale leghista, che ha imposto a Tosi di abbandonare la fondazione Ricostruiamo il Paese, creatura concepita, partorita e allevata dal segretario della Lega Veneta senza intenti nascosti. L'unico palese è quello di candidarsi al leader del centrodestra nazionale. I maligni dicono che per questo Salvini voglia toglierlo di torno, ma lui resta coerente. In automatico, non credo neanche serva un'espulsione, in realtà in automatico, decidendo di mantenere fede all'impegno con la fondazione per una politica di centrodestra nazionale, in automatico uno decade da militante e quindi decade da tutte le cariche interne. È ancora fiducioso e fa gli auguri a Salvini che oggi compie gli anni. Quindi sicuramente auguri. Ma si prepara anche all'eventualità di perdere quella tessera che intascò 25 anni fa. È casa tua per 25 anni, io sono uno dei più vecchi in assoluto in termini di militanza in Veneto e in generale, e quindi è una cosa che uno la sente, necessariamente la sente. Un addio che metterebbe a rischio molti equilibri. Tosi ha sempre apertamente sostenuto la ricandidatura di Zaia in regione, ma da ex entrerebbe in gioco direttamente mirando a Palazzo Balbi. Guardi, io spero che questo non accada, però dopo, come dico sempre, ma è un po' un dogma per la mia vita, in democrazia, in un paese libero come il nostro, ognuno farà quello che meglio crede. Capitolo alleanze. Quelle tosiane si dice potrebbero essere il movimento di Passera e l'NCD, mentre, nonostante i diktat di Salvini, Tosi non crede che Berlusconi abbandonerà davvero la Lega. Perché per lui è un po' come la copertina di Linus, ce l'ha sempre avuta, spesso se l'è tirata dietro dove ha voluto. In Lega oggi il Comitato Disciplina e Garanzia, ma la questione tosiana non sarebbe all'ordine del giorno in quella sede, semmai forse in un incontro separato con cui Maroni potrebbe tentare di riportare Salvini a più miti consigli. Ancora alcune ore in cui Tosi attende, dice, sereno. A mezzanotte succederà che un minuto dopo è martedì.